Il benvenuto lo do io come sindaco di Trebaseleghe, grazie di essere presenti e il benvenuto ve lo do a questi 2 giorni di Book Week che ormai per Trebaseleghe è diventata quasi una tradizione e siamo contenti di poter anche quest'anno presentare questa rassegna di autori, di incontri con gli autori, grazie anche al nostro sponsor di Grafica Veneta. Io ringrazio anche Rosa Chiara Casarin, l'assessore alla cultura, che ha organizzato tutto. Vi auguro di godervi la serata. Buonasera a tutti, do il benvenuto al nostro autore, Alessandro Areso, che è consigliere scientifico della rivista Limes. Un applauso. Grazie. E a Silvia Bergamin, che invece farà da conduttrice. Grazie. Grazie. Giornalista, giustamente. Grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti e grazie al nostro ospite, ad Alessandro Grazie a voi, Areso. grazie, buonasera. E che riaccoglierei con un altro applauso. Questa sera parliamo di Cina, in particolar modo iniziamo dal titolo, se lei è d'accordo, che è piuttosto netto e provocatorio. La Cina ha vinto. Che cosa ha vinto? Allora, anzitutto mi fa piacere essere a Trebaseleghe, ringrazio Grafica Veneta che ho sempre visto dentro i miei libri, visto che ne ha stampato vari, diciamo questi 2 luoghi, Trebaseleghe e Aricia, che credo sia la concorrenza, vengono fuori spesso nei libri. Quindi, a parte questo, allora, ho intitolato questo libro La Cina ha vinto attraverso una citazione. Tanti dei miei libri, in particolare dal 2020 a oggi, si sono concentrati sulla competizione tra Stati Uniti e Cina come una delle grandi tendenze politiche del nostro tempo, la principale di questa fase del nostro secolo e gli effetti che ha in particolare nelle filiere tecnologiche. Quindi in questo libro ho voluto raccontare la questione principalmente dalla prospettiva cinese, perché poi il libro ha anche nella sua struttura narrativa un protagonista che è un cinese, ma invece il titolo viene dalla prospettiva degli Stati Uniti. Il titolo è la citazione del saggio di un membro dell'establishment degli Stati Uniti, il presidente di un think tank che si chiama Council on Foreign Relations ed è stato in precedenza il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, le persone che fanno le trattative sui dazi, su queste cose, si chiama Mike Froman, quindi scrive un articolo su come sta il sistema multilaterale, i rapporti del commercio internazionale e a un certo punto c'è questa frase, se noi consideriamo il contesto attuale la Cina ha vinto, e quindi mi ha colpito che un membro dell'establishment degli Stati Uniti utilizzasse una frase di questo genere e io l'ho rubata per il titolo e poi è un po' il contraltare di quello che si dice all'inizio del libro sulla percezione che gli Stati Uniti hanno avuto sulla Cina. Quindi la Cina ha vinto la battaglia sulla percezione di se stessa da parte degli Stati Uniti, il suo avversario, in questo senso, perché dopo i fatti di Tiananmen nel 1989 si afferma questa visione che è quella che poi viene ricordata nel libro del collasso inevitabile della Cina. Vuol dire che siccome, come sappiamo, il sistema politico della Cina è diverso dal nostro, è diverso dagli Stati Uniti, c'è il Partito Comunista Cinese che governa la Cina, allora l'idea degli anni 90 era questo sistema politico è incompatibile con le sfide della globalizzazione che arriveranno sempre di più, l'interdipendenza economica, l'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e quindi c'era proprio una visione da parte degli Stati Uniti davanti a queste sfide di interdipendenza economica e il Partito Comunista Cinese non ce la farà più e ci sarà il collasso della Cina, o il sistema politico cinese evolverà verso anche delle riforme politiche, non solo delle
riforme economiche, oppure questo sistema non può tenere. E invece non è accaduto in questo secolo e si è giunti in alcuni casi a un'altra visione che è un'esagerazione, quindi quel sistema è più forte, però è un'esagerazione che ormai è molto presente nel dibattito degli Stati Uniti. Pensate che anche dopo la pubblicazione, nello stesso periodo della pubblicazione del mio libro, all'inizio dell'ultimo autunno, è uscito un libro negli Stati Uniti intitolato Breakneck, che vuol dire a rotta di collo, che è stato un grande successo commerciale. Il libro è fatto così, dice che la Cina è uno stato ingegnere, quindi è un paese che sa costruire le cose, realizzare le infrastrutture, avere capacità industriali, mentre gli Stati Uniti, secondo questo autore, Dan Wang, sono una società avvocatizia, dice il termine inglese lawyerly society, quindi sai solo bloccare l'innovazione, la costruzione, non hai più una capacità di inventare, di realizzare, per essere più precisi. E quindi un aspetto interessante per me è questo passaggio culturale. E poi il titolo, oltre a questa provocazione, contiene anche un'altra ambiguità, perché il titolo non è al futuro, quindi non è la Cina vincerà la competizione del XXI secolo, no, ha vinto in realtà il passato prossimo, quindi io mi concentro sul fatto che è importante capire la storia degli ultimi 30 anni, in particolare la storia degli ultimi 25 anni, quindi da dove vengono alcune delle innovazioni che abbiamo visto in Cina, da dove viene il primato cinese nell'automobile, da dove vengono le capacità di ricerca della Cina, quindi vengono anche da una finestra di opportunità che la Cina ha vissuto in particolare negli ultimi 30 anni e che però si sta anche non chiudendo ma ormai riducendo. Quindi poi una volta che leggete il libro vedrete che il giudizio sul passato prossimo e quello sul futuro sono diversi da questo punto di vista. Facciamo un applauso. Questo racconto lei lo fa attraverso la voce di un professore cinese, un professore di Shanghai. Chi è questo professore e che cosa ci racconta? Sì, ho voluto cercare di comunicare a un pubblico relativamente vasto una figura che è conosciuta dagli esperti della Cina e che può essere quasi sovrapposto a questa epoca di sviluppo della Cina. Ed è particolarmente affascinante naturalmente per chi guarda anche al rapporto tra pensiero e politica, tra intellettuali e politica. Il protagonista si chiama Wang Gunin, è un personaggio realmente esistente, nato nel 1955 a Shanghai e che io nel libro racconto attraverso gli do due nomi di fatto, il professore di Shanghai e poi Wang Gunin. Professore di Shanghai perché questo personaggio, nato nel 1955, poi diventa professore all'Università Fudan di Shanghai e in particolare di pensiero politico e politica comparata. Quindi quello che è interessante è vedere che c'è questo studioso cinese che studia il pensiero politico occidentale, fa la sua tesi di dottorato su Jean Bodin, un autore francese, sul concetto di sovranità, studia il francese all'inizio e poi studia l'inglese e diviene un traduttore di alcuni testi da autori sia francesi che inglesi e poi realizza tra il 1988 e il 1989, quindi un momento molto importante perché siamo tra i fatti di Tiananmen, la conclusione della guerra fredda, di fatto un lungo viaggio negli Stati Uniti di circa 9 mesi in cui visita tantissimi stati, tantissime università, con l'idea di scrivere un libro sugli Stati Uniti. Quindi questo professore, questo intellettuale è la persona che scrive un libro sugli Stati Uniti di grande successo che esce nel 1991 e si chiama America contro America.
ha questo nome particolare, che descrive la sua idea degli Stati Uniti. Quindi il risultato di queste osservazioni, che è in sostanza che gli Stati Uniti sono un paese molto forte, avanzato dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico. Addirittura lui, parlando con alcuni americani che gli chiedono dell'Unione Sovietica, al tempo ancora esistente, gli dice, praticamente è il professore cinese che ha un'opinione particolarmente negativa dell'Unione Sovietica davanti a questo confronto con gli Stati Uniti, e sa che sta per collassare. Ma poi ci sono tanti ragionamenti sulle contraddizioni degli Stati Uniti, in particolare la diffusione della povertà, questo capitolo che si chiama, che è dedicato ai barboni, ai senza tetto, le armi, il fatto che osserva negli Stati Uniti ci sono più armi che esseri umani, le droghe, e come influiscono poi i problemi dei giovani americani. Quindi questo libro è un grande successo, ma il libro rappresenta anche una particolarità del sistema cinese, cioè che questo accademico non rimane un professore universitario, viene reclutato dal Partito Comunista Cinese, perché nel mentre poi lui è di Shanghai, prende il potere quella che si chiamerà la cricca di Shanghai, quindi delle persone molto legate a questa città, Jiang Zemin, il segretario generale, poi il premier Zhu Rongzhe, sono i politici più importanti della Cina degli anni 90, che portano con loro questo intellettuale a Pechino. Quindi smette di fare il professore universitario, un mestiere che chiaramente gli piaceva anche molto, perché deve lavorare a tempo pieno per il Partito Comunista Cinese, per la sua ideologia. Il Partito Comunista Cinese è un'organizzazione molto grande, attualmente pensate a più di 100 milioni di membri, ovviamente una ampia articolazione, un'azienda cinese, anche un'azienda relativamente piccola, c'è la cellula del Partito Comunista Cinese, quindi insomma parliamo di una cosa abbastanza organizzata, e il Partito Comunista Cinese ha anche tutte le sue scuole di partito, è proprio un edificio abbastanza ampio dove lavora questo professore, che poi diviene il principale consigliere dei leader cinesi che si sono alternati dal 1955 a oggi. Quindi io il libro l'ho scritto nel 2025, anche per quest'idea, 1995-2025, quindi il nostro professore di Shanghai si è fatto già 30 anni da ideologo del Partito Comunista Cinese, fino a giungere a un ruolo molto importante, quello del numero 4 della gerarchia del partito. Il partito ha una gerarchia, c'è il numero 1, Xi Jinping, il numero 2 il premier, e poi 3 e 4 fino ai 9, che sono i membri del comitato permanente del Politburo. Quindi utilizzo questa figura in due modi. Diciamo, un modo raccontando proprio questi concetti del suo libro America contro America, perché sono importanti per capire come la Cina vede gli Stati Uniti, e quindi quella che è la sua grande teoria sugli Stati Uniti, che in sostanza gli Stati Uniti, secondo questa visione, la principale potenza mondiale, non hanno come nemico nessun'altra potenza, né l'Unione Sovietica, né il Giappone, né la Cina. Lui non scrive proprio, ma il nemico dell'America è l'America stessa. Quindi la dottrina cinese è che l'America si suiciderà. Quindi le contraddizioni verranno maggiormente all'evidenza, e quindi questa è la loro grande visione di lungo periodo, quindi questi aspetti che illustrano questa visione, ed è importante conoscere questa visione, perché una volta che si assume questa prospettiva capiamo delle cose di fatto. E l'altra parte del libro è narrativa, quindi io cerco di immaginare come lui, Wang Guonin, leggerebbe alcuni eventi contemporanei, per esempio i leader tecnologici che vanno alla cerimonia del giuramento di Trump, oppure cosa pensa quando avvengono queste riunioni del Partito Comunista Cinese con i suoi imprenditori, che cosa pensa veramente del leader Xi Jinping. Quindi queste sono delle cose inventate, più legate all'immaginazione, alla mia immaginazione, sulla base di questi libri e di questi suoi lavori che io ho letto. Quindi diviene un prisma
per raccontare questa fase della Cina, ed è secondo me una figura importante, veramente un intellettuale importante, perché è il pensatore che ha caratterizzato questa fase storica della Repubblica Popolare Cinese. Io vorrei soffermarmi un attimo proprio su questo professore, che è piaciuto anche a me, e sullo studio che lui fa dell'avversario. Quindi il mondo cinese che studia quello occidentale. Perché viceversa il mondo occidentale non comprende pienamente quello cinese? Perché è troppo presuntuoso? Perché è limitato? Sono varie le ragioni. Secondo me la principale è che è come se nel nostro mondo si è creata una divaricazione tra il pensiero e la politica, di fatto. Il pensiero, la politica, anche la classe dirigente in generale. Quindi non è vero che, diciamo, non ci siano le persone che studiano la Cina, ci sono degli ottimi esperti che studiano la Cina sul piano storico e così via, però il primato occidentale era un'altra cosa. Gli stessi Stati Uniti erano caratterizzati da dei rapporti molto profondi nell'ambito dell'istruzione, della formazione col mondo cinese. Pensate per esempio all'Università di Tsinghua, una delle università più importanti della Cina, ormai del mondo, è stata fondata dagli Stati Uniti, grazie agli Stati Uniti. E, ci sono state tantissime figure di ponte, proprio dei traduttori tra l'Inghilterra e la Cina e gli Stati Uniti. L'Italia, per esempio, nel corso del tempo ha dato delle figure importantissime per la comprensione della Cina. Il più importante è Matteo Ricci, senz'altro, il grande gesuita che è andato in Cina. Poi c'è anche il mito di Marco Polo. Matteo Ricci è proprio una figura incredibile da questo punto di vista, perché voleva spiegare il cristianesimo ai cinesi, e quindi ha imparato il cinese, è entrato nella loro testa e non è che, cioè, non è che ha preso la Bibbia e l'ha data ai cinesi così, naturalmente ha capito che c'ha bisogno di tutto un lavoro, e tutto questo è un po' difficile, faticoso, e quindi in parte è stato abbandonato. È stato abbandonato questo sforzo intellettuale quando la Cina è diventata più importante, però. Quando la Cina e il mondo asiatico sono diventati più importanti, hanno acquisito maggiore soggettività, sono diventati più rilevanti nelle filiere industriali del nostro mondo, sempre più persone sono andate a studiare, hanno ricevuto una formazione di base, poi una formazione universitaria. Attualmente 6 milioni di persone entrano ogni anno nel mercato del lavoro in Cina con una laurea o equivalente tecnico-scientifica, quindi questa scala di quel mondo a un certo punto è diventata gigantesca, e siccome le due cose sono andate in parallelo, cioè meno legami tra lo studio della Cina e il mondo delle decisioni, di fatto, e lo si vede anche dai presidenti degli Stati Uniti. Il rapporto che con la Cina ha avuto Richard Nixon, anche per le vicende storiche che l'hanno caratterizzato, e poi George Bush padre era stato in Cina come di fatto ambasciatore, anche se non si chiamava in quel modo. Quando era direttore della CIA si occupava moltissimo di Cina, insomma, cioè c'è anche una cosa che va detta, che c'è stato il deterioramento delle classi dirigenti politiche occidentali, un deterioramento profondo rispetto a questi processi, e le classi politiche orientali, tanto democratiche quanto autoritarie, non si sono deteriorate, sono migliorate. Sono persone che provengono da studi piuttosto solidi. Nel caso cinese ovviamente c'è nel Partito Comunista l'esperienza territoriale, locale, non Wang Huning che è un intellettuale, ma tutti gli altri hanno anche questo, ma è pieno di queste persone ormai. A Singapore
che è il luogo che diciamo ha inventato un po' questa idea di classe dirigente e meritocrazia asiatica, ma in India sempre di più, anche non so, c'è il primo ministro Modi, ma ci sono tutti dei consiglieri, delle persone che pensano a come rapportarsi col resto del mondo. Sta avvenendo anche in altri paesi, in Turchia, quindi io dico bisogna stare attenti a questo, perché poi se tu non capisci il mondo che hai attorno, dopo un po' sei sorpreso e poi appunto reagisci in modo schizofrenico. Possiamo dire che per battere la Cina bisogna essere un po' più cinesi? Ma allora, i cinesi sono diversi, diciamo, hanno la loro storia. Mi racconti un attimino come sono questi cinesi? Le loro... Allora, io racconto questo episodio nel libro che è, secondo me, abbastanza significativo, e sono le celebrazioni per i 2575 anni dalla nascita di Confucio. Quindi, innanzitutto, pensate a questa cosa, cioè a Pechino il Partito Comunista Cinese organizza la conferenza internazionale per celebrare i 2575 anni di qualcosa. Questa è la prima cosa che ti deve far capire qualche elemento. Quindi la prima cosa a cui loro pensano è: noi siamo qui da migliaia di anni e vogliamo essere lì per altri migliaia di anni. Quindi c'è questo senso della durata, che è diverso rispetto ad altri luoghi, in particolare rispetto agli Stati Uniti, naturalmente, che sono un paese molto giovane, quest'anno celebreranno i loro 250 anni. Ci sono naturalmente istituzioni, entità che durano da più tempo, per esempio la Chiesa Cattolica, un po' più di 2000 anni, ma in tanti elementi dell'Occidente c'è questa idea che tu sei lì da poco tempo, più tempo, ma in qualche modo nella storia a un certo punto succede qualcosa di decisivo. La storia finisce, si compie, cioè, questo per i cinesi non c'è. Quindi per loro la storia non finisce mai, non si compie nulla, non esiste il momento decisivo che noi attendiamo. Quindi in qualche modo questo loro sistema deve durare e basta. Quindi è un modo diverso di ragionare. E poi tanti aspetti derivano da questo concetto del cosiddetto secolo di umiliazione. Questo è l'altro aspetto importante da capire. Quindi, cioè, la storia cinese nella sua dispiegarsi nei millenni. Quindi la storia cinese è continua, ci sono delle dinastie imperiali. Ora c'è una nuova dinastia che è il Partito Comunista Cinese, è sempre una dinastia imperiale, quindi ha questo elemento di continuità, ma nella storia cinese c'è stata una discontinuità. La discontinuità è il momento tra l'Ottocento e il Novecento in cui la Cina è stata umiliata dagli altri, cosa che non era preparata a subire. Quando l'imperatore cinese incontra gli emissari britannici e gli dicono vogliamo portarti i doni, le tecniche, li disprezza, perché pensa di essere il centro del mondo, di essere superiore e quindi di non avere bisogno di niente che viene dall'esterno, di non avere veramente bisogno, sì, per commerciare, ma non può esserci qualcosa di nuovo o di migliore che è fatto dagli altri. E invece hanno imparato che non era così di fatto, perché la rivoluzione industriale è stata fatta da qualcun altro, questo ha comportato delle diverse capacità tecnologiche e scientifiche e quindi l'effetto è stato che l'impero cinese è stato smembrato dalle potenze occidentali, in particolare dal colonialismo britannico, e quindi quello è il momento di discontinuità della storia cinese, dentro questa idea in cui non c'è il momento della storia, ma
il momento di discontinuità è quello, il secolo di umiliazione. Tant'è che questo appuntamento è organizzato anche da Italy Post, io scrivo per il giornale, ho scritto un articolo su questo concetto del partito industriale in Cina, che in sostanza è una comunità di discussione online che si è inventata scrivendo su internet un romanzo fantascientifico a puntate. E l'idea del romanzo fantascientifico è di tornare indietro nel tempo per impedire che la Cina cada nel secolo di umiliazione. E quindi come si impedisce che la Cina cada nel secolo di umiliazione? La rivoluzione industriale doveva avvenire in Cina, non doveva avvenire in Inghilterra. Quindi la Cina doveva ammettere di essere indietro nel suo sviluppo e di non aver fatto qualcosa che era corretto, diciamo, per poi avere la rivoluzione industriale. Solo che questa ferita del secolo di umiliazione poi ha portato al tumulto della storia cinese, la guerra civile cinese, la guerra col Giappone, quindi delle cose importanti che sono avvenute nel Novecento. Poi il Partito Comunista ha preso il potere e, diciamo, i primi 30 anni del potere del Partito Comunista, insomma, per usare un eufemismo, non sono andati esattamente bene, visto che ci sono stati decine di milioni di morti per il grande balzo in avanti, la rivoluzione culturale, e quindi delle persone, io ricordo quando sono stato in Cina nel 2008 all'Università di Pechino, c'era letteralmente il professore dell'Università di Pechino che era il consigliere di Hu Jintao, quindi una personalità di altissimo livello per le relazioni internazionali in Cina, che ci ha raccontato che lui aveva passato 9 anni in Mongolia interna, in un villaggio dove c'erano solo cavalli, dove quando c'era arrivato da figlio di diciamo borghesi intellettuali a Pechino gli avevano detto: noi dividiamo gli esseri in sanno andare a cavallo o non sanno andare a cavallo. Se tu sai andare a cavallo sei un uomo, se tu non sai andare a cavallo sei un animale. Quindi questa era, e queste persone hanno veramente vissuto così nel contesto della rivoluzione culturale, gente che aveva passato 6 anni, 8 anni, 10 anni nelle campagne, hanno avuto dei familiari che si sono suicidati, per esempio la sorellastra del segretario generale Xi Jinping si è suicidata durante la rivoluzione culturale, quindi dei drammi giganteschi che hanno poi costruito queste ferite della storia cinese. E poi però dal 1978 a oggi, con il programma di riforma e apertura avviato da Deng Xiaoping, in Cina è andato in onda il più grande processo di sviluppo della storia dell'umanità in termini quantitativi. Centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà, alcune sono diventate classe media, non tutte, ma moltissime. Dei luoghi come Shenzhen, che erano dei pezzetti di dei villaggi di pescatori, sono diventati l'ecosistema industriale più grande del nostro pianeta. Quindi, oltre a tutto questo, è successa negli ultimi 50 anni questa cosa non da poco nel mondo, che ha cambiato il mondo, effettivamente. E ha cambiato anche i rapporti di forza. Pensate che nel 2001, quando la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il valore aggiunto manifatturiero della Cina è meno della metà rispetto a quello degli Stati Uniti. Nel 2021, cioè 20 anni dopo, il valore aggiunto manifatturiero della Cina è già il doppio rispetto a quello degli Stati Uniti. Quindi non è mai accaduto che in termini di rapporti di forza tra la prima potenza al mondo e la seconda, avviene nella parte della produzione industriale una così veloce cambiamento della prospettiva, proprio nel momento in cui la Cina entra dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi per capire la Cina dobbiamo tenere conto di tutti questi aspetti storici, ferite e dinamiche. Il capitale
umano scientifico. La Cina ne ha creato, ne ha sfornato numeroso. Questi talenti, dov'è che vogliono andare? Dove vogliono andare a lavorare? Allora, per me questa è, in fondo, è una delle cose più importanti anche per comprendere quello che questa parola di moda chiamiamo la geopolitica, cioè è il dove le persone nel mondo vogliono andare a vivere. E questo per me è l'aspetto più importante per comprendere anzitutto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, anche i processi della tecnologia che dominano sempre di più la nostra epoca, dipendono da questo fatto, che gli Stati Uniti sono il luogo al mondo che attrae maggiori talenti del pianeta. Nell'anno accademico 2023-2024 c'erano 330.000 studenti indiani, negli Stati Uniti 277.000 studenti cinesi, per darvi solo un dato. E questo processo negli Stati Uniti avviene da tanto tempo, fin da quando gli Stati Uniti, per via del nazismo e del fascismo, hanno attirato gli scienziati, in particolare i fisici più brillanti del mondo, dall'Europa negli anni 30 e negli anni 40. Quindi da lì quel processo è andato sempre avanti, soprattutto in riferimento agli asiatici, cioè le persone che vivono nell'area del mondo dove ci sono più persone, l'Asia orientale, e dove c'è questa scala di persone che studiano e che poi vogliono sempre andare nel posto dove colgono migliori opportunità, principalmente migliori opportunità di lavoro, migliori opportunità di realizzazione professionale, di realizzazione accademica e così via. E questa è stata molto la storia dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti, che, come spiego poi nel libro, ci sono proprio alcune 3-4 pagine che mi sono molto divertito a scrivere, di quasi nomi di ricercatori cinesi, elenchi di queste persone, che vi mostrano come oggi, se voi andate in una facoltà di informatica, di ingegneria elettronica degli Stati Uniti, oppure se andate a prendere il caffè a OpenAI, laboratorio di robotica di Amazon, laboratorio di intelligenza artificiale di Facebook o il laboratorio di Google, cioè cosa pensate che incontrate? Delle persone, non so, dell'Ohio? No, incontrate dei cinesi. I cinesi lavorano per queste università americane, lavorano per queste società, sono i ricercatori che mandano avanti questa baracca tecnologica. E in Cina si è posta sempre di più, in particolare negli ultimi 15-20 anni, la questione di, da un lato il fatto che dei ricercatori cinesi vadano negli Stati Uniti e diventino professori universitari, battendo spesso i candidati da altri luoghi, è anche una testimonianza del fatto che il sistema educativo cinese è migliorato, perché queste persone hanno fatto le scuole primarie e secondarie in Cina, poi hanno preso una laurea, quella che noi chiamiamo di primo livello nelle università cinesi, e poi appunto sono andate nel sistema americano. Però è ovvio che se i migliori vanno tutti negli Stati Uniti, no, c'è pure un problema. Quindi ci sono due dimensioni di cui io parlo nel libro. Allora, un po' di queste persone che vanno in Cina, negli Stati Uniti, non sono solo dei ricercatori, diciamo, hanno anche un ruolo politico, a volte segreto, di fatto, sono delle spie. È spesso accaduto questo, in particolare in alcune aziende statunitensi che sono state oggetto di spionaggio industriale, Google e altre. Però questo poi è un problema per gli Stati Uniti, perché capite, questi ricercatori o tecnici cinesi sono letteralmente centinaia di migliaia di persone, quindi diventa praticamente impossibile distinguere quelli che lavorano per il governo cinese e quelli che non lavorano per il governo cinese. Poi c'è la prospettiva cinese, che è avanzata in questi anni. Quindi l'idea è che no, non tutti di questi talenti devono andare in altri luoghi, che poi sono principalmente gli Stati Uniti, anche perché, guarda caso, non è che ci sono i professori
professori di origine cinese, non so, nelle università italiane, mi risulta che non ci sia. Quindi le università italiane sono peggiori di quelle americane perché non ci sono i professori dagli altri luoghi. Invece ormai andate in università degli Stati Uniti, guardate che ci sono i professori nigeriani, perché visto che in Nigeria vivono 1 milione di persone, centinaia di milioni di persone, ormai ci saranno anche persone intelligenti lì. Gli Stati Uniti, con tutti i difetti o la retorica che hanno, continuano ad avere gli amministratori delegati che vengono da tutto il mondo, dalle loro aziende, i professori universitari che vengono da tutto il mondo, e quindi guarda caso sono diventati la principale potenza mondiale per questa ragione. Comunque, a parte questo, in Cina si è sviluppata l'idea di questa internalizzazione del talento. Quindi è per questo che noi vediamo, per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale, tutti questi laboratori di aziende che crescono, come DeepSeek, che è venuta fuori l'anno scorso. Qual è l'obiettivo di queste aziende? Cioè la loro idea è che questo talento cinese così abbondante, visto che le università sono migliorate, queste persone non hanno più bisogno di andare negli Stati Uniti, una volta che gli vengono offerte delle opportunità occupazionali interessanti. Quindi, per esempio, quando è nato DeepSeek, il suo fondatore, questo quarantenne che si chiama Liang Wenfeng, laureato in un'importante università cinese, la Zhejiang University, ha offerto più soldi ai ricercatori cinesi rispetto ad altre aziende, ad altre anche grandi aziende cinesi, perché li voleva mantenere, li voleva mantenere in Cina, gli voleva dare delle maggiori opportunità, e così si sviluppa questa concorrenza anche tra aziende cinesi, che noi magari spesso pensiamo nel sistema cinese queste aziende sono dello Stato. No, queste aziende non sono dello Stato. DeepSeek, Alibaba, Tencent, non sono aziende dello Stato. BYD, il leader mondiale dell'auto elettrica, non è un'azienda dello Stato cinese. C'erano pure le aziende dello Stato, solo che hanno perso rispetto alle aziende di un privato. Poi naturalmente siamo in Cina, quindi queste aziende private non è che possono fare quello che vogliono. Quando Jack Ma, l'imprenditore più celebre della Cina, a un certo punto praticamente stava entrando nel sistema finanziario e bancario cinese attraverso le sue iniziative, il Partito Comunista Cinese l'ha fatto sparire. Cioè ha fatto sparire l'imprenditore più celebre della Cina per 5 mesi e poi l'ha fatto riapparire in una video call di una conferenza di insegnanti delle scuole rurali in Cina, apposta, perché Jack Ma era un insegnante di scuola prima di diventare un imprenditore ricchissimo, e quindi il partito, nella sua estrema cattiveria, ha voluto dire tu ti permetti di entrare nel sistema bancario dove non puoi, sostanzialmente per come è fatto il sistema cinese, ricordati da dove vieni. Sei un insegnante, lavora per gli insegnanti delle scuole rurali, loro hanno più dignità di te. E poi però vi racconto nel libro, dopo che è successo questo fatto eclatante, Xi Jinping ha riammesso Jack Ma. Lo stesso Jack Ma è ritornato nella grande sala del popolo, in questa sala gigantesca dove si riunisce il partito, in questo caso in un incontro con gli imprenditori c'era pure Jack Ma, non seduto davanti al segretario generale, perché il cerimoniale non poteva mettere lui, davanti al segretario generale c'erano imprenditori considerati più virtuosi, come Ren Zhengfei di Huawei, quindi l'azienda più colpita dagli Stati Uniti, e Wang Chuanfu, il fondatore di BYD, quindi quello che ha portato le auto cinesi da essere niente a essere superiori alle automobili degli altri paesi. Quindi c'era tutto questo cerimoniale, ma anche che diceva che quello che fa Alibaba, quello che fa Jack Ma è importante per lo sviluppo della Cina, anche se ha commesso questo errore. Quindi capite, non hanno ammazzato, non hanno sequestrato l'azienda, perché poi se metti un burocrate del Partito Comunista Cinese a gestire il cloud di Alibaba non lo sa come si fa, come in altri contesti. Quindi queste sono anche le peculiarità del sistema autoritario cinese, che ora, come vi dicevo,
all'inizio della risposta di questa domanda, si confronta proprio con questa fase e questa sfida dove diviene molto importante, anche per la competizione con gli Stati Uniti, che nascano e si sviluppino queste realtà che diventano delle prospettive per i giovani cinesi per rimanere in Cina e quindi costruire in Cina delle aziende più rilevanti nei settori a maggiore intensità tecnologica. Sicuramente, oltre all'intelligenza artificiale legata adesso, bisogna vedere quello che è successo e continua a succedere nella robotica e in particolare nella robotica umanoide in Cina, dove cioè noi siamo passati da uno scenario in cui nel 2016, cioè 10 anni fa, i cinesi non avevano capacità nella robotica e c'era stata un'azienda di auto elettrodomestici cinesi, Midea, che ha comprato un'azienda tedesca, KUKA, un'importantissima azienda della robotica industriale. Quindi questa cosa veniva anche derisa, perché praticamente quello che fa l'aspirapolvere ti compra quello che fa un robot industriale importante. Ora voi andate nella fabbrica di Midea in Cina, praticamente la produzione di aspirapolveri è tutta automatizzata e gli aspirapolveri hanno l'intelligenza artificiale adesso, quindi gli aspirapolveri sono dei robot letteralmente, ma quindi hanno utilizzato anche questa acquisizione di proprietà intellettuale di società per questo salto tecnologico, sempre poi con delle contraddizioni, perché ormai in Cina nell'ultimo anno si è sviluppata talmente tanto la moda della robotica che tu vai a un angolo di strada e c'è uno che sta creando un'azienda di robotica praticamente. Tutti prendono soldi, un po' con chiaramente un contesto anche di esuberanza irrazionale dove si creano delle bolle e quindi potenzialmente del caos. Però è quello che succede quando tu metti a frutto questa abbondanza di talento. Per concludere, lo ricordo nel libro anche proprio raccontando la storia di BYD e la storia della persona che dall'Occidente, dagli Stati Uniti, ha capito prima di tutti che azienda sarebbe divenuta BYD nel 2008. Quindi ormai 18 anni fa, il braccio destro del grande investitore Warren Buffett, che si chiamava Charlie Munger, che poi è morto a 99 anni, ma quando ha fatto questa mossa aveva 87 anni, quindi insomma una buona notizia per la lucidità di quelli di noi che magari non hanno più 15 anni, e lui viene a sapere di questo imprenditore cinese delle auto e va... cioè l'idea, lui prima si occupava di batterie e poi dice bisogna fare sia le batterie che l'auto elettrica, quindi non le due cose separate ma un'azienda che fa entrambe le cose, e poi utilizzando questo numero di ingegneri per i processi di ricerca e sviluppo e per i nuovi modelli che è gigantesco fin dall'inizio. E quindi Charlie Munger dice io non voglio scommettere contro Wang Chuanfu e contro queste decine di migliaia di ingegneri. E per questo convince Buffett a investire nell'azienda. Quindi immaginate, mentre le aziende automobilistiche occidentali non avevano capito nulla di quello che succedeva e invece questi investitori degli Stati Uniti avevano già capito che quella sarebbe stata l'azienda emergente di quella fase. Quindi la società di Warren Buffett prende il 10% di BYD nel 2008, durante la crisi finanziaria, vanno a visitare le fabbriche, quindi hanno visto quello che accadeva e hanno capito quale poteva essere la tendenza, proprio guardando all'applicazione di questo fattore del talento. Grazie. Direi che possiamo aprire un po'. Volentieri. I temi insomma che abbiamo trattato sono interessanti e profondi. Chi inizia? Chi rompe il ghiaccio? Prego. Le portano il microfono. Io avrei due domande. Un attimo, come si chiama e da dove arriva? Enzo Sabadin,
Padova, anzi Vigonza per la precisione. La prima domanda è questa. Tenuto conto che sono 1,5 miliardi i cinesi e che l'intelligenza artificiale sta mostrando anche l'altro aspetto, che è quello della possibile riduzione della forza lavoro, no? Abbiamo appena visto un'azienda di 37 dipendenti informatici che ha licenziato tutti perché dice che l'intelligenza artificiale è sufficiente per mandare avanti il processo produttivo. Non c'è questo rischio per la Cina? La seconda domanda è legata più all'aspetto geopolitico. È possibile o è pensabile che, viste le enormi differenze tra regione e regione, città e città, per esempio tra Shanghai e il nord-ovest della Cina, ci sia una, diciamo una implosione del sistema cinese, nel senso che ci sia una regionalizzazione, una rivolta di regione contro regione e quindi eventualmente quello che poi è successo per esempio nell'Unione Sovietica con la suddivisione nelle varie regioni e le varie nazioni etniche anche diverse una dall'altra. Allora, parto dalla prima domanda. Dunque, no, parto dalla seconda domanda. Allora, la regionalizzazione è diversa in Cina, quindi una cosa sono le questioni più o meno aperte. Naturalmente Taiwan, che sono cinesi, ma a seguito della guerra civile cinese ovviamente c'è quella questione. Hong Kong sostanzialmente è una questione chiusa, prima la sua sviluppo con l'impero britannico, poi il fatto che la Cina prima ha detto che doveva essere autonoma e poi l'autonomia l'ha superata sostanzialmente. Il Tibet, un'altra questione sostanzialmente chiusa, perché il sistema di successione del Dalai Lama non consentirebbe che ci fosse un eventuale leader tibetano che può opporsi al Partito Comunista Cinese. Il Macao non è mai stato un problema e lo Xinjiang è una cosa invece aperta. Quelle sono le questioni aperte dalla Cina. Invece quando c'è una differenza tra il grado di sviluppo della popolazione, comunque prevale la comune appartenenza al sentirsi cinesi dentro questa dinamica, quindi non vedo una possibilità per cui una delle parti interne meno sviluppate, a meno che non sia lo Xinjiang, poi insomma, sviluppa una sua coscienza, è proprio una storia diversa, diciamo la storia dei paesi baltici è diversa rispetto a quella, la storia dell'Ucraina, la storia dell'Asia centrale, della parte dell'Asia centrale che era Unione Sovietica, invece in Cina non si dà questo elemento, quindi le questioni della diversità cinese sono quelle di questi territori e probabilmente in prospettiva lo Xinjiang è quello più problematico, su cui la Cina, il Partito Comunista Cinese investe molto anche per questo, perché in Xinjiang c'è un fattore religioso, la vicinanza con la Turchia di quella popolazione, quindi un paese molto importante, ormai una potenza con cui tutti devono fare i conti, la Turchia, ed è quindi questo aspetto che potrebbe generare una serie di problemi o di questioni. È difficile pensare a una situazione simile a quella dell'Unione Sovietica, anche perché poi l'altra differenza nella guerra fredda è che non dobbiamo mai dimenticare che l'Unione Sovietica non è mai stata una parte integrante di un'economia globalizzata, mentre la Cina lo è parte di un'economia globalizzata e tutto questo rende la questione di un collasso potenzialmente ovviamente più pericolosa, perché nel caso collassa tutta la Cina.
Non ci sono diciamo un pezzo e un altro che si suddividono, a parte quegli aspetti che ho citato. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e l'automazione, allora direi che ci sono due livelli da questo punto di vista. Da un lato è una sfida significativa anche per la Cina, in alcuni casi può essere anche un modo di migliorare le condizioni di alcune persone. Per esempio, non dobbiamo mai dimenticare che il nostro mondo degli oggetti elettronici, in particolare dello smartphone e in particolare dell'iPhone, è stato reso possibile dalle terribili condizioni di lavoro di alcune fabbriche cinesi, in particolare le fabbriche di Foxconn nella Repubblica Popolare Cinese negli anni 10 di fatto. Quindi tanti operai naturalmente lavoravano per Foxconn perché era uno dei maggiori datori di lavoro della Repubblica Popolare Cinese, ma queste condizioni di lavoro erano realmente pesanti. Adesso già i processi di produzione degli smartphone sono diventati un po' diversi. Sostanzialmente hai meno intensità occupazionale e molta più robotica. Quindi cosa succede? La Cina sta producendo sempre di più, produce sempre di più a fronte di minore lavoro che è necessario per questi processi produttivi, in alcuni ambiti, perché praticamente è come se ci fosse una specie di riparo da questa riduzione del lavoro affinché non sia eccessiva, per il fatto che la Cina continua a produrre cose a basso valore aggiunto, in cui è importante il lavoro umano, per esempio industria mineraria. Gestione dei processi dell'industria mineraria, che ha ancora un'intensità occupazionale molto significativa, e lì ci sono alcuni aspetti in cui potrebbe essere minore l'impatto di un certo tipo di robotica e intelligenza artificiale, però l'impatto potrebbe esserci comunque in termini significativi, quindi loro continueranno a con meno produrre molto di più. Quindi poi tutto questo accentuerà un'altra questione, che tu produci tutte queste cose e qualcuno le deve utilizzare e qualcuno le deve comprare, e quindi la tendenza sicuramente di medio periodo dell'economia cinese è questo accumulo del surplus commerciale rispetto al resto del mondo. Quindi è come se il modo per rispondere a un rischio poi ti accentua un altro rischio, che è quello di portare sempre i tuoi prodotti non solo all'interno del territorio cinese, ma sempre più in altri mercati, come quello europeo, dove credo che continuerà questa tendenza della Cina a portare i suoi prodotti competitivi in termini di rapporto qualità-prezzo. Quindi sicuramente si tratta di una tendenza che può avere degli effetti significativi e può anche aumentare i rischi. Prego. Microfono. Nicola Donà, anch'io vengo da Vigonza. Allora, volevo attualizzare la questione su quello che sta succedendo in questi giorni, cioè all'aggressione americana e israeliana all'Iran. La mia chiave di lettura geopolitica di quello che sta avvenendo dopo l'elezione di Trump è la seguente, ovvero io credo che siano questa guerra, ma anche quello che c'è stato in Venezuela con Maduro, ma possiamo anche mettere insieme quello che gli accordi che ha fatto Trump con Milei in Argentina per quanto riguarda il triangolo del litio,
ma anche che ne so, in Azerbaigian, dove Trump ha messo appunto la sua ipoteca sul corridoio di Zangezur per bloccare l'espansione cinese con la via della seta, no? Ecco, io credo che questo siano risposte alla sfida sistemica della Cina, ecco, perché impossessandosi delle vie, dei canali di trasporto e di proprietà delle fonti energetiche, di cui la Cina sappiamo ne ha molto, molto bisogno, è evidente che Trump usa una leva molto forte. Quello che mi stupisce però, ecco, è che non vediamo nessuna reazione della Cina. Da questo punto di vista, mentre Trump si muove su più terreni, la Cina, che viene indebolita perché il 20% del petrolio lo acquista dall'Iran, ecco, viene sicuramente indebolita. Allora mi viene in mente una frase di Deng Xiaoping che diceva: aumenta la tua forza, aspetta il tuo momento. Allora questo momento, anche per quanto riguarda Taiwan, non è ancora avvenuto? Allora, sì, dunque, naturalmente anche la politica è legata all'impulso, ai cambiamenti e poi al tempo e al cambiamento di lungo periodo. No, pensate per esempio ai cosiddetti cambi di regime di una cosa. Questi cambi di regime poi si possono valutare con quello che succede dopo un anno, 6 mesi e quello che succede dopo 10 anni. Quindi noi non dobbiamo dimenticare la dottrina cinese. La dottrina cinese è che gli Stati Uniti si debbono suicidare. Quindi nella dottrina cinese è importante che gli Stati Uniti, cioè se gli Stati Uniti fanno casino, non è un problema per la dottrina cinese, perché dipende dall'effetto del casino degli Stati Uniti. Quindi potrebbe essere che il casino degli Stati Uniti crea delle ferite nel breve termine per la Cina, ma il punto è quali saranno gli effetti sulla potenza degli Stati Uniti più nel medio e nel lungo termine. Quindi è più importante questa tipologia di ragionamento. Quindi potremmo magari capire questi eventi un po' meglio quando si va avanti. Per quanto riguarda quello che noi chiamiamo le risposte della Cina, non dobbiamo dimenticare che la Cina non è un paese abituato a mostrare forza militare e a fare la guerra. Quando ha fatto delle guerre non ha dato buona prova di sé. Quindi c'è una ritrosia da questo punto di vista che si basa anche sull'efficacia, sulla performance che non è stata senz'altro testata. Quindi per la Cina sarebbe meglio che alcuni obiettivi si possano ottenere senza la guerra. Io per Taiwan penso che sia questa l'idea della Cina, cioè se la Cina facesse la guerra a Taiwan sarebbe, a parte che comunque sarebbe una tragedia per tutto il pianeta, perché come sappiamo l'impatto della guerra di Taiwan fa sembrare tutte le cose di cui abbiamo parlato negli ultimi 5 anni veramente delle facezie, visto che l'impatto sono qualche decina di migliaia di miliardi sul commercio internazionale, no? Potenziale guerra nucleare tra le potenze che porta alla distruzione dell'umanità, insomma è una cosa abbastanza che ha dei costi abbastanza evidenti, no? Quindi perché mai uno dovrebbe fare questa cosa? Lo può fare, perché può succedere di tutto, possono essere, ma sicuramente la Cina ha verso Taiwan invece una visione per cui, siccome a Taiwan ci sono i partiti politici della, tra virgolette, democrazia, tra virgolette secondo loro, di Taiwan devono stare coi cinesi a un certo punto, diciamo secondo i cinesi. Quindi questo è quello che vogliono i cinesi. Siccome a Taiwan ci sono 3 partiti, un partito sta già col Partito Comunista Cinese, di fatto, cioè si incontrano i vertici del Partito Nazionalista taiwanese con Wang Gunin,
col personaggio del mio libro. Cioè praticamente gli dice lui quello che devono fare per usare una visione estrema. Tra un po' probabilmente la nuova presidente del KMT incontrerà Xi Jinping addirittura, ma loro non sono al governo, sono il partito di opposizione che non riesce ad andare al governo da solo. Quindi la Cina ha questo piano che siccome il partito più vicino all'indipendenza di Taiwan, quello che è al governo, che ovviamente non può dichiarare l'indipendenza se non ci sarebbe la guerra, deve essere tolto di mezzo dal governo e quindi si devono mettere d'accordo un partito con l'altro partito. Quindi il piano della Cina direi che è quello. Bisogna vedere però se riescono a realizzarlo, non è detto. Attualmente a Taiwan, non so se lo sapete, la politica funziona così: c'è il presidente che è del partito più anticinese, il DPP, ma il Parlamento taiwanese è bloccato. Quindi il Parlamento è bloccato perché non hanno i numeri per governare, per portare avanti i provvedimenti. Quindi la Cina ha già ottenuto questo piccolo ancora risultato, che la politica taiwanese in precedenza, nella legislatura precedente, fermamente anticinese anche nel Parlamento, invece non riesce a procedere. Quindi io penso che siano molto concentrati proprio su quella questione. Poi quando si presenteranno degli altri problemi dovranno affrontarli, però c'è sempre una differenza tra dire, per esempio, sto firmando un accordo sulle terre rare per liberarmi dalla Cina, ma diciamo, che vuol dire? Allora, la Cina ha la leadership mondiale delle terre rare perché ci sono 180.000 ingegneri di processo che lavorano nelle terre rare, una ventina di aziende che operano in questo modo, e quindi compri queste cose da materie prime, nel caso delle terre rare ci sono anche internamente, oppure compri delle materie prime all'esterno e poi le lavori in Cina. Quindi cioè, i cinesi sanno che gli Stati Uniti dovrebbero costruire la loro capacità di raffinazione, quindi monitoreranno se si fanno queste fabbriche per la trasformazione delle materie prime negli Stati Uniti. Se le fabbriche per la trasformazione delle materie prime negli Stati Uniti o in dei paesi che però si affiancano agli Stati Uniti non ci sono, allora per loro non è un problema. Di fatto non è veramente un problema. Altri problemi possono sorgere nel tempo, per esempio se cioè le varie potenze minerarie, l'Australia, il Canada, alcune di quelle si mettono assieme negli Stati Uniti sul serio per fare questi progetti, allora diviene un grosso problema per la Cina e lì la loro capacità di reagire andrà verificata. C'è, diciamo, ora nel breve termine la questione dell'approvvigionamento del petrolio è importante, lo stretto di Hormuz soprattutto. Direi che non è solo l'Iran, cioè la questione è che la Cina, se non ha il petrolio e il gas che arrivano dai paesi del Golfo, allora c'è un grosso problema effettivamente. Quindi per loro l'accerchiamento degli Stati Uniti, almeno quello a cui pensano, il grosso pericolo è i paesi del Golfo che aderiscono a un'idea degli Stati Uniti per cui non devono commerciare con la Cina, da ultimo. Quello è un grossissimo pericolo e quindi a cui loro stanno molto attenti, perché finora non è accaduto, cioè, i rapporti tra Trump e i paesi del Golfo sono eccellenti e di un altro genere, ma nessuno riesce a convincere i paesi del Golfo a non dare le loro cose ai cinesi. Però se gli Stati Uniti andassero verso questa visione, allora ci sarebbe, credo, un vero accerchiamento, perché di fatto la Cina per un po' di tempo almeno sarebbe costretta a prendere tantissimo dalla Russia e quindi darebbe alla Russia un potere negoziale gigantesco, che è quello che storicamente non vuole dare. Mi sa Prego, che... lì Ecco. Perché eravamo in chiusura, però se vuole... Se c'è una domanda che ha messo gliela facciamo fare, ci mancherebbe.
Ritiriamo la... un cittadino vero e proprio di Tre Baselle. Sì, alzi la voce. Non Allora, volevo sì? chiederle quanto incide il fondo sovrano cinese, che investe tra l'altro qualcosa come il 30% del PIL, 30% del debito americano, nei processi industriali, insomma, economici e di sviluppo della Cina. Questa è la prima domanda, ma però ho un'altra domandina dopo, anche perché c'è un conto in sospeso, perché lei a Trieste non è venuto, ma io c'ero a giudicare il suo libro che ho letto lungo e dopo lei non è venuto. Ecco. Hai ragione, perché Allora, purtroppo, come avevo comunicato, avevo preso un impegno con un altro luogo, Ecco, bene. Rosetto degli Abruzzi, quindi deve provare le rimostranze. Scusato. Va bene. Allora, lì, in quel libro lì, Geopolitica dell'intelligenza Sì. artificiale, lei fa un grande elogio a quello che è il sistema americano, o meglio con quel personaggio Jansen, che peraltro è cinese, Sì, certo. cioè il modello dell'uomo cult alla Steve Jobs, alla Sì. Bill Gates e via, che è uno degli asset più importanti dello sviluppo dell'intelligenza americana in tutti i luoghi, dagli armamenti all'industria, alla ricerca, eccetera, eccetera. Sebbene adesso Trump un po' inopinatamente sta tagliando i fondi alla ricerca e quindi insomma alle università, facendosi male. Ecco, io la vedo un po' una controfaccia di quello che dice oggi di questo libro, che ho già ma devo ancora leggerlo, me l'hanno regalato per il compleanno un mese fa. Cioè, quel modello è stato un modello vincente, un modello dominante. Certo. Non lo è più forse, punto di domanda, oppure questo modello cinese alla fine avrà un disperato bisogno di esportare tutti quei beni che la fabbrica del mondo, così viene chiamata, deve in qualche maniera collocare da qualche parte, insomma, senza analizzare il bisogno della società cinese, che anche questo, le contraddizioni interne prima o dopo, anche se soffocate, potranno emergere. Sono state svuotate le campagne col mitra in mano per farli andare a lavorare nelle fabbriche qualche decennio fa, insomma. E quindi noi abbiamo avuto contatti con un pallido sindacato cinese, pallido nel senso che è molto governato, che insomma qualche bollore in casa ce l'hanno anche loro, insomma. Allora, è giusta questo suo ragionamento, cioè i miei libri sono sempre fatti con delle prospettive. Una volta che tu se racconti una storia, assumi una prospettiva, no, e sembra che quella prospettiva sia il successo, ma poi con un po' di distanza, allora tu vedi anche alcuni aspetti di quella. Per esempio nel mio libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale io racconto di quanto Nvidia, Jensen Huang, vuole vendere i suoi prodotti in Cina. È importantissimo questo fatto e questo è legato anche al tema che c'è in quest'altro libro del talento cinese, perché sostanzialmente i prodotti migliorano perché c'è una comunità di ricerca, una comunità di sviluppatori e quindi tu hai bisogno di queste persone per far avanzare il tuo prodotto e hai poi il terrore, nel caso di Nvidia che ha questo spirito americano molto competitivo, che se tu lasci un mercato, allora in questo mercato emergono degli altri come Huawei che alla fine ti fregano in degli altri mercati. Questo è un po' il loro ragionamento e quindi lui per questo ora si è diventato amico di Trump, pagando naturalmente come tutti, per dire gli Stati Uniti devono esportare i loro prodotti in Cina, anche i loro prodotti avanzati, perché altrimenti avviene questo processo per cui i cinesi all'inizio non riescono a fare qualcosa come quella di Nvidia, ma poi in un certo modo arrivano a qualcosa di simile attraverso la loro storia. E quindi così è un po' il legame tra questi due ragionamenti e questo dilemma, perché poi la Cina persegue la sua strada dell'internalizzazione, ma poi questi due sistemi non si separano mai.
Ora, noi oggi era una conversazione, quindi non ho mostrato slide, ma io posso mettervi i paper scientifici dell'intelligenza artificiale. E oggi come sono fatti? Sono fatti dalla collaborazione tra università americane, aziende americane, università cinesi. Tantissimi di questi paper sono così, quindi ci sono 10 autori, di questi 10 autori 8 sono cinesi, 2 sono non cinesi, ma di questi 8 cinesi 4 lavorano negli Stati Uniti e 4 lavorano in Cina. Quindi il sistema poi che fa andare avanti questa cosa è un sistema anche interconnesso ed è molto difficile reciderlo, però questo è un dilemma, per questo ci sono le diverse prospettive con cui vedere la cosa, perché a un certo punto sembra che emerga un tipo di prospettiva, ma poi emerge anche un'altra prospettiva e poi ognuno, questi due paesi, gli Stati Uniti e la Cina, è come se si specchiassero l'uno con l'altro, naturalmente nelle persone come alcuni di questi leader d'impresa che colgono questo tema, poi si affermano altre tesi. Nel mio libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, per esempio, c'è la tesi di Peter Thiel, che è una figura di cui ho parlato già dai miei saggi del 2016. La tesi di Peter Thiel è che invece lo scontro è inevitabile di fatto e deve esserci un nuovo complesso militare industriale, quindi l'intreccio tra la difesa, l'economia e la tecnologia negli Stati Uniti per andare contro la Cina, a cui anche se tu non fai la guerra aperta, devi fare un sacco di armi per aumentare questa deterrenza. E quindi questa è una dinamica da considerare. La prima domanda era? Sul fondo solare, allora questo brevemente così poi andiamo. La Cina non è più da alcuni anni ormai il principale detentore del debito pubblico americano, perché sono tornati ad esserlo il Giappone. Ciò non toglie che i fondi sovrani cinesi siano importanti da diversi punti di vista. Ora sempre lo sono stati nello scorso decennio per acquisire aziende all'estero. Cioè i cinesi hanno comprato delle aziende in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, negli Stati Uniti anche, fino a un certo punto, perché sono arrivati anche con questa finanza sovrana. Quindi hanno comprato aziende tecnologiche, in alcuni casi importanti, a volte anche aziende meno importanti, e quindi è stato utilizzato anche come leva per l'acquisizione della proprietà intellettuale. E poi questi fondi statali però sono utilizzati anche per obiettivi interni adesso, per esempio far crescere la Cina nei macchinari per i semiconduttori. Vuol dire una nicchia importantissima in cui ci sono i fondi statali su questo. E poi chiudo con questo, oltre al fondo sovrano ci sono i fondi locali e pubblici. Per esempio quando Huawei ha dovuto vendere per le varie ragioni del contrasto con gli Stati Uniti la sua divisione di cellulari, la divisione di cellulari chiamata Honor, quindi i cellulari Honor, se voi andate a comprarli ci sono, quelli Huawei per un po' di anni non li avete trovati, Honor è sempre Huawei, ma Honor com'è che ha continuato a essere importante? Perché l'ha comprato il governo di Shenzhen, quindi Huawei ha tolto questa cosa, l'ha comprata il governo di Shenzhen e in questo modo hanno continuato a prendere i chip dagli Stati Uniti di fatto, cioè delle storie pazzesche che fanno a volte questi governi locali. Oppure arriva un fondo cinese, non so, qui si dice che si compra una fabbrica, dice sono un privato, poi insomma le strutture deputate a questo vanno a vedere che cos'è ed è il fondo di Hangzhou o di quello che è, quindi i fondi sovrani sono utilizzati secondo me molto anche con questo elemento ancora dell'acquisizione di imprese e di proprietà intellettuale. Grazie. Grazie per questo viaggio intenso e appassionato, vorrei dire, in Cina, tra la Cina e l'Occidente anche. Sì. C'è la possibilità di acquistare, vero, i libri e anche
una dedica, Certo, un... volentieri, ecco. basta avere una penna e si fa tutto. Ecco, e quindi Alessandro Alesu vi aspetta qui per il firmacopie, mentre domani la Book Week continua sempre qui nell'Auditorium Don Orione con altri 4 appuntamenti. Grazie mille per l'attenzione e buona serata. Arrivederci. Grazie, buona Book Week.